La Lega è sempre stata un alleato competitor. Ci eravamo tanto amati, odiati e così via. Forza Italia è una Lega che ora fa la voce grossa, forte di percentuali da primato, e così gli azzurri cercano un futuro che non sia soltanto di secondo o terzo violino. Non possiamo essere soddisfatti di una percentuale che non ci premia e non rende alla realtà quello che è l'impegno, lo sforzo, i valori di Forza Italia. C'è da lavorare sul fatto che Forza Italia ha altre percentuali a cui ambire. Direttivo regionale nel quale spicca la presenza dell'ex sottosegretario all'economia Enrico Zanetti. Come consulente economico, dicono i big del partito, che si schermiscono quando si chiede loro se non ci sia per lui un futuro in azzurro. Prima bisogna pensare al presente e ai problemi, come quelli che hanno portato ad azzerare in queste ore tutti i coordinamenti del Veneto, lasciando solo i vertici per spazzare via il resto. Pulizia interna. Ma non è finita, ci sono anche i mal di pancia con il gruppo in Consiglio regionale. Rimane il tema, cioè il tema delle regole. Sul gruppo regionale ci sono dei problemi nel senso che anche i consigli regionali è giusto che rispettino determinate regole e che si mettano a disposizione del partito, visto il ruolo che ricoprono. Ma Forza Italia confida in una cosa: il caso Sandona Di Piave, con la spaccatura del centrodestra che ha fatto vincere il PD, ha un significato. È un campanello d'allarme, nel senso che dice chiaramente che né Forza Italia, ma neanche la Lega da sola, può vincere e governare, ma che gli elettori ci chiedono ancora una volta un centrodestra unito.